L'hanno soprannominata pistola anche se somiglia più ad un phon ed è bene starci a distanza, almeno 1 metro, ci tiene il tecnico dell'Università di Padova che offre una dimostrazione di come funzionerà il primo spettrometro ai raggi X che la Regione Veneto all'interno di un progetto pilota mette a disposizione della Camera di Commercio di Venezia. Dovrà analizzare borsette, giocattoli ed altri prodotti che potrebbero contenere materiali nocivi alla salute. Posizionandolo a contatto con l'oggetto da esaminare si attiva un debole fascio di raggi X che avrà la capacità di individuare cosa non va. Lo strumento indicherà gli elementi che costituiscono in questo caso la superficie della borsa analizzata. I valori che otteniamo confrontati con la normativa di legge, nel fattispecie la direttiva rossa della Comunità Europea, ci diranno se l'articolo è salubre o non salubre, ovvero ci daranno un'indicazione di screening se l'articolo può essere lasciato al libero utilizzo oppure dovrà subire un'ulteriore analisi specializzata per definire l'esatta concentrazione e quindi dichiarare che è non salubre. Costosa questa pistola, può essere anche utilizzata in più esemplari? Sì, è costosa sicuramente perché costa 25.000 euro, però la mettiamo a disposizione ovviamente delle forze dell'ordine, delle camere di commercio, di chi deve utilizzarla, ma se come noi crediamo la cosa funziona, credo che poi sarà uno strumento aggiuntivo per, sia in termini di controllo sia anche in termini di prevenzione. Questa macchina antitarocco, la definizione dell'assessore Manzato, sarà accesa ed attivata solo dopo che l'addetto avrà digitato una password e lo manovri in un modo prestabilito. Ed è la Camera di Commercio che lo terrà in consegna e lo utilizzerà all'occorrenza. Noi cominceremo a muoverci tra qualche giorno. Verificheremo la presenza di questi indizi di metalli pericolosi. Ovviamente questo, ci tengo a rilevarlo, non significa che sussista una pericolosità certificata del prodotto, è però un indizio grave. Questo articolo verrà sequestrato e verrà poi sottoposto ad un esame di laboratorio per avere la vera certezza della pericolosità del prodotto.